Sì, sicuramente il fatto è qua, tutti gli osservatori l'hanno rilevato, che è assurdo che si preveda che il referendum sull'autonomia costerebbe 3.950.000 euro, quello sull'indipendenza 14 milioni. E Ma questo non è è sempre la supermercato stessa dappertutto. confrontazione, questa è una cosa assurda, è quasi per intimorire, contrariamente a quello che dice Marotta. Io credo ci saranno sorprese, perché io conosco decine, centinaia, non voglio dire migliaia di imprenditori che avevano detto, e saranno coerenti, li vedremo, che se c'è la legge sono pronti a finanziarla. Non vorrei che questa legge, se attivassero un meccanismo serio, in pochi giorni troverebbe il completo finanziamento privato. Anche il Consiglio regionale, era scritto anche Dario Di Vico ieri sul Corriere, se non sbaglio, l'ha subito. Anzi, Dario Di Vico dice che Zaia ha lasciato fare questo referendum. Ed è vero perché questo è un referendum che non è nato all'interno del Consiglio, è un'idea nata fuori, è nata dai cittadini, da quei cittadini, da quel consenso che piaccia o non piaccia a quelli che hanno creato successivamente dei sondaggi artificiosi o interessati. Io mi fermo al sondaggio del 24 di marzo di Ilvo Diamanti, che non è della nostra parte. L'80% dei veneti interpellati vogliono votare sul quesito dell'indipendenza e il 55% hanno detto che se si va a votare voterebbero sì. Ma è bello subire la democrazia quando viene dal basso, perché si capisce per tantissime ragioni, e la realtà di tutti i giorni lo conforta, che non si può andare avanti così, che ci vuole un cambiamento in nome e con lo strumento della democrazia. Questo è il punto. Che cos'è un referendum? Dare la parola ai cittadini. Non è detto che il Consiglio doveva dichiarare l'indipendenza, il Consiglio doveva, ed ha fatto opportunamente, in modo poi lo vedremo, ha messo a disposizione dei veneti uno strumento di consultazione che si chiama referendum per dire se vogliono o no l'indipendenza. C'è paura di consultare i cittadini, come dice un ineffabile oggi Umberto Curis, un articolo che consiglio solo perché merita la rampogna delle persone libere, delle persone democratiche, delle persone che credono alla libertà appunto dei cittadini, al protagonismo di noi cittadini e non sudditi. Corriere di oggi è una vergogna, possiamo dirlo. Umberto Curi, il silenzio non è casuale, il quale dice anche una persona del tutto digiuna del diritto, e qui abbiamo due professori che possono dire qualcosa, capisce che materie di questo genere non possono rientrare fra quelle a cui si possa chiedere l'opinione dei cittadini. Questo è uno dei sacerdoti della verità, è uno che si titola di poter parlare anche a nome nostro.